Barbara Casillo, direttore Associazione Italiana Confindustria Alberghi. Confindustria sempre più vicina per quanto riguarda le strutture alberghiere e anche un focus sulla situazione nazionale del turismo. La situazione, devo dire, sembrerebbe volgere al bello. Quest'anno abbiamo visto i primi segnali di una ripresa che chiaramente si deve rafforzare, si deve consolidare e deve portare finalmente l'Italia a crescere nel quadro generale del turismo mondiale. Abbiamo un potenziale enorme che ancora non è stato sfruttato. La scelta di oggi di Confindustria Padova credo che vada proprio in questa direzione, più vicini alle aziende per aiutarle in un momento fondamentale, strategico per il loro posizionamento sui mercati internazionali, quindi più servizi e più vicini alle imprese. Però manca o latita la presenza dello Stato. Anche lo Stato comincia a dare dei segni, devo dire, perché gli ultimi provvedimenti che sono stati emanati dal governo e che sono ora operativi, il tax credit per la digitalizzazione, il tax credit soprattutto per le ristrutturazioni, sono finalmente provvedimenti mirati al settore pienamente operativi che colgono proprio nel segno di questa crescita qualitativa che le nostre aziende stanno cercando di realizzare per essere pronti ai nuovi mercati che vogliono l'Italia. Però tollera un abusivismo per quanto riguarda bed and breakfast, e alloggi casalinghi, fai da te. Sì, siamo arrivati alla nota dolente, poi abbiamo l'abusivismo, abbiamo in generale un quadro normativo talmente confuso che favorisce condizioni che certamente non sono né di trasparenza del mercato né di trasparenza della concorrenza. Quest'anno abbiamo visto l'esplosione di Airbnb con il tema degli appartamenti in affitto che tra virgolette legittimamente esulano da qualunque regola di quelle che noi conosciamo normalmente per il ricettivo turistico. C'è bisogno di un riordino complessivo. Forse gli adempimenti per le strutture alberghiere, gli adempimenti per le strutture alberghiere sono sicuramente troppi. Cerchiamo di fare un riordino organico che dia a ciascuno delle varie componenti dell'offerta la possibilità di avere un sistema di regole che le tenga sul mercato in modo giusto.